finale che D'Annunzio lanciò dal balcone del municipio: Viva l'amore, Allah. E con questo vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie al dottor Arturo Pellizzò. È arrivato William Cisilino, che è un giurista, è direttore dell'Arlef. No, qua, devi parlare? Devi parlare? No, devi parlare. Grazie, Così. buongiorno. Ecco, è arrivato per ragioni di servizio, era impegnato a Udine nella sede dell'Arlef, e quindi adesso invece è qui con noi, ed è qui con noi per iniziare un aspetto interessante, cioè quello della religione collegata alla identità friulana. Lo fa attraverso la figura dell'ultimo vessillifero del Patriarcato di Aquileia. È un documentario videofilm nel quale c'è stata anche la partecipazione, e che partecipazione, del professor Franco Cardini, che avremo domani. Quando me ne sono andato era proprio per rispondere alla sua chiamata. Ci sono problemi di treno con lo sciopero dei treni, perché lui è a Perugia adesso, ma è molto determinato a raggiungerci in qualche modo, e ha disdetto una lezione che aveva a Firenze. Insomma, è probabile che ce la faccia a venire. Però ecco, abbiamo qui un po' l'ideatore, il motore di questo approfondimento, William Cisilino dell'Arlef, direttore dell'Arlef, con questa figura diciamo, importante per il Patriarcato di Aquileia, di Marco di Moruzzo, che io invece ho chiamato di Morettuzzo, sbagliando un tempo fa. Sarà stato contento il consigliere regionale, ecco, Morettuzzo, forse. Beh, innanzitutto grazie per l'invito. Ecco, 10 minuti. Sì, sarò brevissimo in caso. Sai che io essendo friulano doxo, tendo a essere stringato. No, scusa anche se non mi sono seduto davanti, ma siccome è dedicato alle religioni il festival di quest'anno, no? Uno che non si intendeva di festival e di convegni, ma era molto intelligente, un giorno gli hanno chiesto: ma quando andiamo in una situazione così, dove dobbiamo sederci? No? E lui dice: sedetevi dietro. Era Turolli? No, era Gesù. Vabbè, no, perché A sei Gesù, anche uno studioso di Turolli. a un certo punto gli apostoli dicono: maestro, ma quando siamo, no, in un'assemblea, dove dobbiamo sedere? Lui dice: sedetevi in fondo, in caso vi chiamano avanti, no? È molto Pensavo intelligente. Turollo, perché sei anche uno studioso di Turollo. Sì. Hai avuto un ruolo associativo importante. Sì, Turoldo, insomma, Ne parlerò io. Viene dalle mie terre, no, da Coderno di Sedegliano. Comunque, andando sulla figura di Marco di Moruzzo, no, si sfiora un po' l'argomento religione, però nasce tutto da là, perché comunque lui, siamo diciamo alla fine del 1300, primi del 400, era il vessillifero appunto dello Stato Patriarcale Friulano, che da un punto di vista organizzativo e giuridico, noi che siamo appassionati studiosi di diritto e di storia del diritto, non c'entrava niente con la Chiesa aquileiese, no? Però è evidente che lo Stato Patriarcale Friulano, che nasce il 3 aprile 1077, formalmente, anche se comunque già da centinaia di anni i patriarchi avevano dei poteri temporali sulla patria del Friuli, però da quel momento il potere è su tutta la patria del Friuli. Dopo c'è la questione con Gorizia, ma non apriamo questo capitolo, che è particolarmente complicato a Gorizia. È particolarmente complicato, è ancora più complicato dirlo a Gorizia, però chiaramente nasce tutto da là. Comunque il patriarca poi aveva un Parlamento, poi nominava una sorta di amministratore delegato dell'epoca che seguiva poi per suo conto tutta la questione del governo temporale. Insomma, quindi c'è evidentemente una base religiosa, ed evidentemente anche nel fatto che qui c'era un patriarca e non c'era solo
un semplice vescovo o arcivescovo. Peraltro, patriarca che in certe epoche, insomma, aveva un rapporto, diciamo così, per usare un eufemismo, dialettico con la Chiesa romana, no? La vicenda di Marco di Moruzzo è interessante per gli appassionati di storia, perché appunto siamo fine 300, primi 400, quando arriva a Venezia, diciamo nella parte udinese, pordenonese del Friuli. Qui poi le vicende furono altre, e lui fu in pratica, come spiega Cardini in questo bel documentario, dopo vi do qualche riferimento per vederlo, spiega che fu chiaramente Venezia mosse guerra alla patria del Friuli, il patriarca era Ludovico di Tech, quindi la guerra fu abbastanza aspra, durò almeno 3-4 anni, insomma fu una guerra anche dura da certe parti, soprattutto le tue, no? Tu venendo dalla provincia di Pordenone, per esempio, tutta la parte al confine attualmente col Veneto, sì, guerreggiò molto Cordovado, Porcia, tutti quei comuni là, con i nobili ai tempi. Inizialmente quindi vi fu un'alleanza dei nobili per contrastare la Serenissima, però poi un po' come avviene, non so se avete visto il film, è comunque gradevole, Braveheart, no? Poi alla fine i nobili vengono a patto, no, col potere che si afferma per mantenere i propri privilegi. È quello che avviene anche in Friuli, cioè Venezia gli dice: voi ci riconoscete, no, come i titolari del potere, come successori del potere del patriarca, noi più o meno vi restituiremo in feudo ciò che avete già. E tutti dicono, chi prima chi meno, di sì, fuorché questo nobile di Moruzzo, Marco di Moruzzo, che essendo il portabandiera, avendo giurato, no, fedeltà al patriarca, alla bandiera, diventa un irreducibile, non si arrende. La storia poi adesso, anche non voglio dirvi troppi particolari, se non andate a guardare il documentario ben raccontato da Cardini. Comunque l'epilogo purtroppo non è bello, perché Venezia a un certo punto cinge il suo castello, l'attuale si vede ancora qualche vestigio del castello di Moruzzo, lo cattura, gli fa un processo, lo processa. Interessante il processo anche per noi giuristi, perché poi alla fine non potevano accusarlo di nulla, perché lui stava mantenendo fede al giuramento che aveva dato, quindi inventano una scusa. Lo condannano a morte al patibolo, con esecuzione in piazza del castello di Udine. Solo che, ecco, lì non si capisce bene perché, forse per impedirgli di dire qualcosa prima di essere giustiziato. Comunque l'epilogo è che viene, diciamo, ucciso in cella e viene decapitato morto, cosa che si faceva a quei tempi, anche se a noi sembra una cosa chiaramente un po' macabra. E quindi poi di questa storia, la cosa interessante di questa storia è che si sapeva qualcosina, cioè c'erano dei cenni, però la cosa interessante che si vede nel docufilm è che la famiglia d'Arcano, che è la famiglia nobile che abita alla Brunella di Fagagna, che forse avrete visto, spero per voi di sì, perché è bellissima. Ristrutturando il proprio archivio negli anni '80 trovò nascosto in un volume del Cinquecento un manoscritto di un alto prelato della loro famiglia che prestava i propri servigi presso la curia del Papa verso la fine del Cinquecento, in cui racconta minuziosamente la storia di questo avo, che però doveva ancora rimanere nascosta, perché in quell'epoca, insomma, Venezia era ancora importante, e magari poteva creare anche qualche incidente diplomatico il fatto che un alto prelato scrivesse queste cose. Insomma,
Tutto questo per incuriosirvi. Il documentario lo trovate su vari canali in streaming, sia su Amazon Prime, sia su YouTube Films, sia anche su Apple TV. Quindi se avete questi mezzi, insomma, lo trovate. Se avete piacere di avere anche il DVD, ci scrivete, andate su arlef.it, ci scrivete, c'è anche un bel DVD con un librettino che anche fa l'inquadramento storico, e finisco, veramente merita, perché Cardini, insomma, lo conoscete, ha una bravura straordinaria anche nello spiegare l'inquadramento storico, sia civile che religioso. Grazie. Grazie a William. Qui adesso dobbiamo avere con noi il vertice della sezione di Gorizia dei giuristi cattolici, l'avvocato, collega Limpido, Anna Limpido, che ha avuto anche un ruolo importante